Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. New push to stop scams. Carabinieri go door to door in Trieste. In Trieste, the Carabinieri are going door to door. 100,000 guides teaching families how to spot a scam before it's too late. Il tema delle truffe ormai è sempre più attuale. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche nell'ultima legge di stabilità, ha deciso di stanziare 600.000 euro per la sensibilizzazione alla cittadinanza su come prevenire le truffe online o le truffe che ogni giorno leggiamo sui giornali. The point is about elder people because we have to increase the awareness that the bond between people and the trust versus with the other people is decreasing. So we need to protect our elder people, and this one could be one of the tools to protect better this segment of our population. Avvieremo tra qualche giorno un volantinaggio tramite una società porta a porta, dove sostanzialmente consigliamo tutti i cittadini su come comportarsi qualora ricevono delle telefonate sospette. Quindi noi stiamo cercando in tutti i modi di combattere questo fenomeno, soprattutto sul canale preventivo. Poi su quello reprensivo ovviamente abbiamo l'obbligo di farlo, ma ci piacerebbe che, come una testimone oggi abbiamo invitato, ci porta la sua testimonianza, venisse intercettato questo fenomeno prima che avvenisse. Despite ongoing conflict in the Middle East, Easter holidays in Friuli Venezia Giulia are expected to draw strong tourist numbers. Despite the ongoing conflict in the Middle East, tourism in Friuli Venezia Giulia is holding steady ahead of the Easter holidays on April 5th. Hotel bookings remain strong across the region with no major cancellations reported, and businesses are preparing for a busy holiday period ahead. Per fortuna in Friuli Venezia Giulia la situazione medio orientale non è che sta lasciando dei segni dal punto di vista turistico significativi. Abbiamo delle prenotazioni buone un po' in tutte le località. Siamo usciti da una stagione invernale che non vi svelo oggi i numeri, ma li presenteremo in una conferenza stampa molto importante, nuovi record, e questo a noi fa piacere, però sta andando tutto molto bene. Chiaro, le situazioni internazionali sono situazioni che preoccupano, in primis da un punto di vista umano, perché tante vite purtroppo si sono già perse, ma poi anche da un punto di vista degli impatti sull'economia del nostro paese e sull'economia non solo delle imprese ma anche delle famiglie. Al momento non leggiamo ancora un impatto netto, abbiamo sicuramente l'attenzione ai massimi livelli perché la progressione, la continuazione del conflitto in Medio Oriente effettivamente potrebbe comportare una contrazione della spesa per le famiglie e quindi, come capita in questi casi, un calo delle prenotazioni. È prematuro dirlo, abbiamo qualche timido segnale sulle prenotazioni di lunga gittata, quindi luglio e agosto, che possono risultare un po' inferiori alla norma, ma non destano preoccupazioni in tal senso e non c'è una netta correlazione al fenomeno. E dall'altra parte però siamo anche molto attenti a quello che sarà il futuro di alcune destinazioni turistiche che a causa dei conflitti potranno venir meno, e quindi quel flusso turistico dove andrà a fare le sue ferie, le sue vacanze, probabilmente in Europa, auspichiamo, o probabilmente in Italia, che rimane sempre una degli stati più gettonati dal punto di vista turistico, e siccome Trieste ha un ottimo appeal, speriamo di trovare dall'altra parte un controaltare in termini di flusso. University of Trieste's Spring Open Day saw Aula Magna in Piazzale Europa filled with future students. The University of Trieste opened its doors to future students on March 20th, offering campus tours, course presentations, and guidance sessions as part of the Spring Open Day. Allora, Porte Aperte è un evento importantissimo per il nostro Ateneo, ma è solo un passo
dei tanti momenti attraverso cui accompagniamo gli studenti e le studentesse a maturare una scelta consapevole. Per noi orientamento infatti non significa semplicemente sapere quali sono gli argomenti dei corsi di studio, come si sviluppano nella triennalità, quanti CFU hanno, ma per noi significa accompagnare davvero i ragazzi e le ragazze ad avere consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità, dei propri desideri e, come dicevo proprio ora in apertura, anche dei propri sogni, e trovare strade compatibili per poterli realizzare. We are both tutors for the engineering masters, so we are here to help the front office in every, let's say, orientation initiative they have organized, so to orientate every student, since this is the orientation for the bachelor. So students are here from the 4th and 5th year of the high school to decide what to do with their future and if they want to do it here in Trieste. But if they managed to get here this morning, maybe they already chose Trieste, and we are happy about that. There are many students, especially from different parts of Italy. Just before, someone from Ferrara or for Rome, yeah, they come because they know that there are some faculties here that there are in many places in Italy. I thought about applying to the University of Trieste because it's a beautiful city and it also gives a good opportunity for a career in the future. Friuli Venezia Giulia unveils new incentive package to preserve and promote artisan tradition. Friuli Venezia Giulia launches a new funding program to support traditional artisan business. Grants covering up to 40% of the eligible costs are available starting June 15th, 2026. È una linea che ho fortemente voluto, guardate, dopo una fase di ascolto proprio degli addetti ai lavori, la linea legata al mondo delle produzioni tipiche di nicchia della nostra regione. Ci sono delle ricchezze, delle opere, io le definisco opere di maestria importantissime, ce n'è diverse. Ho voluto dare una mano al comparto, a un settore che si trova a dover affrontare un mercato sempre più competitivo. Mi sono confrontato con l'associazione di categoria e abbiamo modificato quello che è il regolamento attuale di intervento e sostegno a favore del mondo dell'artigianato, che ricordo in questi anni si sta dimostrando particolarmente resiliente nella nostra regione. L'ultimo bando ha chiuso con un numero di domande in crescita rispetto al precedente e ricordo anche gli oltre 13 milioni di euro che sono stati richiesti di contributi pubblici, ma quello che io voglio sottolineare è l'effetto leva che i soldi pubblici messi a disposizione hanno sull'economia reale del settore, parliamo di 43 milioni. E oggi questa nuova linea contributiva che va oltre che a salvaguardare i valori culturali di questo tipo di lavorazione, ma manda anche un messaggio e dice dobbiamo permettere a queste aziende che hanno un alto contenuto non solo manuale ma anche culturale. Refueling in Friuli Venezia Giulia, cheaper for local drivers. In Friuli Venezia Giulia, refueling is becoming more affordable. A recent national excise cut, combined with the region's own discount program, makes filling up in the region cheaper than across the border, even as neighboring countries raise prices. Officials say the measures aim to support residents while maintaining market balance. In Trieste, Father's Day came with a taste of tradition. Italy celebrates Father's Day a little differently. On March 19th, honoring Saint Joseph, the patron saint of fathers. Across the country, the day is as sweet as it's meaningful. In Trieste, Creamfield Zeppole steal the spotlight. Celebrate Father's Day. With a simple gift to my father. Actually, usually it's just a simple mindful object that has to do. It's just like a birthday gift, something that I know he appreciates, something I remember he likes. To try to surprise him. It's just a simple gift, nothing much really. We just gave a simple gift to our father and maybe a breakfast or a little dinner, you know. I don't know, maybe. Today I called my dad, and because he work outside Trieste, and I call him. Celebrate Father's Day. Actually, we don't celebrate Father's Day. Maybe I call my dad, but we don't celebrate.
Mio padre non c'è più, però gli porto un fiore. Now I'm going to Eppinga Cafe and I will buy the zeppole. It is an Italian traditional delicious pastry, and my dad love it. Yeah, I'm really happy to do this little surprise for him. Hidden Treasures of Friuli Venezia Giulia opened their doors this weekend. In Trieste, the 5 Spring Days see volunteers from the Fondo dell'Ambiente Italiano opening normally closed historic sites, offering guided visits to celebrate and protect Italy's cultural heritage. So the Giornate FAI di Primavera, the Spring Days of FAI, it's actually our main initiative to raise funds to sustain the foundation. FAI is the Fondo per l'Ambiente Italiano. It's a foundation that was founded in 1975 and protects the cultural heritage and the environment of our nation. And at the same time, all over Italy, several places are open. Some of them usually closed to the public, and that's the case of the building which is behind me, is the Palazzo del Governo, better known as Prefettura. I used to be one of the guys for FAI a few years ago, and I have always liked this initiative. And it's very interesting. So we wanted to visit something that usually is not open to the public, and I know there are very valid guides here. So it's pretty much very interesting to understand one of the most iconic palaces here in Trieste. Visitors flock for Friuli Venezia Giulia's spring weekend. It's the first spring weekend, and many people are flocking to Friuli Venezia Giulia. We're going to spend our weekend here at the cold beach for the rest of the day, and then probably go get some dinner in town after. We're studying in Salzburg, Austria right now, but we live in Los Angeles, California. We're just hanging out at the beach right now, but planning to go grab some dinner, sit on the boardwalk, watch the sunset, and have a nice time in Trieste. From Los Angeles, California. Bay Area, California. So far, I'm just at the beach. I've done a little bit of sightseeing, and I plan on trying some really good food later. Yeah. I really want to try the seafood, actually. I feel like you guys being so close, it just makes sense to me. Yeah. From Germany. Okay, and is it your first time here? Yes. What have you been doing? I was at Miramar and the Castle San Giusto, and I did a day trip to Venice and just walking around. I was in a hostel, so I was with people my age, and we were just looking at the city. Everyone is studying here, and we just finished an exam, a Spanish exam, so we're gonna celebrate tonight. We already started, of course, because it's a beautiful day and it's sunny and everything. We're all together, so we're probably gonna go out and have dinner together. How are you guys gonna spend this weekend in Friuli Venezia Giulia? Hopefully it's a nice day as today. Maybe some Istria, some Fuji, a big long walk, talking and relaxing. Spend your weekend in Friuli Venezia Giulia. My plan is to spend the weekend here in Trieste and go to the Viale in Fiori, and then after that plant all my plants that I just bought. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.